Amici sportivi, un saluto dal Pala Bianchini di Latina da Fabrizio Agostini. 21esima giornata del campionato di Serie A2 Silver e qui a Latina c'è un big match. La Benacquista Assicurazioni Latina affronta la De Longhi Treviso, capolista di questa Serie A2 Silver. Match importante per entrambe le formazioni. Latina vuole dare continuità alle due vittorie consecutive, mentre Treviso naturalmente vuole difendere con i denti il suo primato. Il primo pallone è giocato dalla formazione allenata da Maurizio Bartocci. La gestione è di Cantone. Nardi, pallone dentro per Yanes, perde il contatto con la palla Yanes e allora subito De Longhi in avanti. In post riceve Powell, poi va a canestro, apre subito le marcature Treviso con Powell. Reed esce dai blocchi, poi ancora Cantone, cerca il pick and roll con Austin, poi va fino in fondo Cantone, va a sbagliare, rimbalzo trevigiano e siamo già dall'altra parte. Negri, pallone dentro per Marshall, poi Fabi dall'arco scarica la tripla sul ferro, rimbalzo di Latina. Poi Nardi, arresto e tiro, pallone che finisce sul ferro e Austin non ribadisce con il tap-in, dunque Fantinelli va fino in fondo, si appoggia alla tabella, il rimbalzo però è ancora di Treviso dopo l'errore di Fantinelli. Blocco mezzo all'area, poi ancora perimetrale, dentro per Rinaldi, scarico, poi Powell, va dentro Powell, pallone che finisce dentro, canestro valido proprio sulla sirena. 4-0 per la De Longhi, Latina ancora a secco. Poi Austin prova a farsi vedere Reed, poi Yanes, difficoltà a scaricare il pallone, poi Nardi, blocco di Yanes proprio per Nardi, Austin da 7 metri, Austin, la bomba! Latina torna in scia, si sblocca il punteggio con la tripla di Kyle Austin. 4-3 De Longhi. Powell, pallone dentro per Powell, che canestro, layup vincente. Sesto punto per Treviso, 6-3, tutti di Powell. E allora Nardi, poi Reed, pallone dentro in basso per Austin. Austin prova a liberarsi, raddoppiato Austin irregolarmente. Sarà rimessa Latina, il fallo fischiato a Fabi. Primo fallo per Fabi e primo fallo di squadra per la De Longhi. Reed, Cantone, Nardi, siamo dall'altra parte. La tripla tentata da Reed, palla sul ferro dall'angolo e allora Treviso con Fabi. Fabi prova a scaricare dall'altra parte, pallone lunghissimo per Negri, palla persa dalla De Longhi. 7-0-3 al termine del primo quarto, Latina 3, Treviso 6. Cantone, Nardi, prova a tenerlo Negri, poi il gioco con Austin che va dentro, Kyle Austin, gran gioco di prestigio, però poi non realizza, colpisce il ferro nella parte inferiore. Rimbalzo trevigiano e siamo dall'altra parte con Fantinelli che libera ancora Powell. 8 punti di Treviso, 8 punti di Powell. Treviso che sotto i tabelloni è davvero una squadra pericolosissima. Ora Cantone fa tutto bene, va a canestro, subisce fallo e ci sarà tiro libero supplementare. Fallo commesso da Powell. Intanto dentro Vedovato e fuori proprio Powell.
5-8 per Treviso, ma Cantone sulla linea della carità. A segno Latina torna a -2, 8-6, grazie a questo gioco da 3 punti sfruttato da Cantone. Ora Vedovato prova a tenerlo Janes, poi Rinaldi, si riparte da Fantinelli, pallone per Negri, lo tiene Nardi, Negri va fino in fondo, alza la parabola, va a sbagliare, rimbalzo di Reed, Nardi, pallone ancora per Reed, Reed prova ad andare dentro, prova col mancino il pari di Latina con il canestro di Drake Reed. 8 pari, bella partita. Negri, scarico per Fabi, ma c'è il fallo sullo stesso Negri commesso da Nardi. Primo fallo di squadra anche per Latina in questo quarto d'avvio, il primo fallo personale anche per Nardi. Fantinelli prova ad andare dentro, Vedovato dentro per Rinaldi che va a schiacciare ma sbaglia Rinaldi. Poi triplicato Fantinelli, contropiede di Latina, Nardi va fino in fondo, mette 2 punti e mette la freccia Latina, sorpasso 10-8. Ancora Fantinelli, Negri, pallone per Fabi, prova ad andare dentro Fabi, chiuso, infrazione di passi. Palla persa da Treviso e Cantone che può ricostruire. Reed aspetta l'uscita dai blocchi di Nardi, ma stavolta è Latina a buttare il pallone. Passaggio impreciso di Drake Reed. Ora Fantinelli, tenuto da Cantone. Negri si fa vedere subito Fabi, arresto e tiro di Fabi, pallone sul ferro e poi tocca i ganci del canestro, palla riconquistata da Latina. Treviso che ha trovato qualche difficoltà dopo l'uscita di Powell, poi Cantone prova la bomba frontale, che bomba ancora Cantone. 13-8 Latina. E infatti coach Pillastrini non ci sta e rigetta nella mischia Powell. Sul cubo del cambio proprio Powell, mentre fallo fischiato a Janes su Fabi, anzi Vedovato. Campo come detto Powell al posto di Rinaldi, dentro anche Williams. A segno il primo libero di Vedovato. Preciso dalla linea dei liberi Vedovato, 2 su 2 e Treviso torna a -3, 13-10. Cantone, esce Reed, lo tiene proprio Powell, Reed prova ad andare dentro, sbaglia, poi però nella carambola riconquista il pallone e allora Latina può gestire un altro possesso, ancora pochi secondi, poi la tripla stoppata a Nardi regolarmente da Fantinelli. Williams, Powell prova subito lui la bomba, il pallone sul ferro e pareggio mancato. Allora Nardi prova a farsi perdonare, arresta il tiro, a segno. Ritmi davvero molto alti, Latina torna a +5. Fantinelli, Negri, pallone per Vedovato, prova a farsi largo Powell, pallone che non arriva a lui, allora Williams prova a fare lui, palla che non arriva neanche al ferro e allora Latina può tornare a gestire questo pallone.
con Cantone. Cantone prova ad andare via sfruttando il blocco, poi fuori per Austin, pallone sul ferro ma rimbalzo di Giannis, poi ribaltamento ancora Austin, infrazione di passi del californiano e allora può tornare in possesso del pallone la De Longhi. Sul cubo del cambio intanto Portannese che entra al posto di Nardi, di nuovo in campo anche Rinaldi per Vedovato. Treviso che in questa fase non riesce a trovare alternative all'ottimo Powell. Latina invece brava a trovare più soluzioni in attacco. 15-10 per la squadra nerazzurra. Williams in possesso di palla. Pallone per Powell in post. Prova lo scarico, poi Williams, ancora Powell. Powell fa fuori 3 avversari con una finta e va a canestro. Che giocatore Marshall Powell, Portannese. Pallone per Austin, ancora arresto e tiro a segno Kyle Austin. Ristabilisce i 5 punti di vantaggio. E allora Williams va via Williams, pallone dentro ancora per Powell, poi Williams dall'arco, pallone sul ferro, si lotta al rimbalzo, Reed lo conquista e subisce anche il fallo. Secondo fallo per Powell e scatta il campanello d'allarme, fuori lo stesso Powell, dentro di nuovo Fabi e Pinton. Tanto fuori Cantone per Latina e dentro Santolamazza che ritrova il campo dopo 2 partite. Santolamazza, il primo pallone proprio giocato da lui, lo controlla Williams, prova a mettergli pressione, poi Portannese, scarico ancora per Santolamazza, nell'angolo per Reed che va dentro, fallo in attacco per Latina, palla persa. 1 minuto e 38 al termine del primo quarto, Latina avanti 17-12 contro la capolista De Longhi Treviso, Fantinelli. Williams prova ad andare dentro lui, prova a scaricare per Pinton, cambio di marcatura, poi pasticcia Pinton, Latina recupera palla, Portannese va fino in fondo a sbagliare ma c'è il tap-in di Reed. Williams che va via ma infrazione di passi anche piuttosto evidente di Williams. 19 Latina, 12 Treviso, tanto dentro Yedioa, fuori Giannis. Santolamazza per Reed. Yedioa, primo pallone toccato da Yedioa, poi Austin, pallone dentro, difficilissimo, infatti riconquista il pallone Treviso. E allora Pinton può spingere la transizione, Williams è solo dall'angolo, Williams pallone sul ferro, percentuali basse per la formazione trevigiana. Austin, Reed, pallone sul ferro, c'è Portannese, l'ultimo tocco è di Williams e sarà rimessa a Pontina. Prova a girare ancora la formazione Pillastrini, fuori Fantinelli, dentro Negri. Allora Yedioa prova ad andare dentro, palla per Reed, appoggia al tabellone, mette altri 2 punti Drake Reed.
Latina più 9, 24 secondi al termine del quarto, discrepanza di circa 3 secondi tra un possesso e l'altro. Pinton, poi il fallo di Santolamazza su Pinton, blocca il cronometro. Primo fallo per Santolamazza, quarto di squadra per Latina, 13 secondi al termine del primo quarto. Santolamazza tiene ancora Pinton, possesso di palla per Pinton, ancora il fallo di Santolamazza, 2 falli consecutivi per il capitano della formazione nerazzurra. Bonus esaurito e dunque va in lunetta Pinton. Latina 21, Treviso 12. Può andare a referto anche Pinton. Sbaglia il primo Pinton. Assegno il secondo, 1 su 2, 7,57. Proverà una bomba al limite, fallo però speso bene da Treviso, che ancora non è in bonus su Portannese. E allora 3 secondi e 2 centesimi per il tiro di Latina. Santolamazza, pallone per Portannese, ci prova lui, forse ostacolato, non è così. Latina 21, Treviso 13. Termina così il primo quarto tra Benacquista Assicurazioni Latina e De Longhi Treviso. Si torna a giocare, secondo quarto di Benacquista Assicurazioni Latina, De Longhi Treviso. Pontini avanti 21-13 dopo i primi 10 minuti di gioco. Si riparte subito con Treviso in avanti, Fantinelli tenuto da Uglietti appena entrato. Poi Pinton prova a farsi largo, poi scarico per Rinaldi, va dentro Rinaldi fino al ferro. Rinaldi bagna questa partita con i suoi primi 2 punti. Santolamazza stava per perdere il pallone sulla pressione di Negri, poi Portannese, il fallo fischiato a Fantinelli. 13 Fantinelli, primo fallo. Si ripartirà con la rimessa in favore dei Pontini. (21-15) il parziale. La rimessa affidata a Marco Portannese. Poi Yedioa, ci prova lui. Yedioa, 2 punti per Francesco Yedioa. Ora Fantinelli tenuto da Uglietti, poi pallone per Fabi e il fallo fischiato a Austin. Rimessa affidata a Negri. Negri ci mette troppo per questa rimessa e Latina riconquista palla. Infuriato coach Pillastrini che vuole parlare con i suoi. E allora 24 Latina, 15 Treviso, 9:07 all'intervallo lungo, pausa per noi. Si torna a giocare dopo il time out richiesto dalla panchina trevigiana. Latina avanti 24-15 sulla capolista del campionato. Uglietti, Portannese, esce dai blocchi Santolamazza che riceve, poi va dentro, scarica per Yedioa, prova la seconda tripla, Yedioa, 2 su 2 per Francesco Yedioa, 27-15. Negri, siamo già dall'altra parte, Negri scarico, la palla arriva a Fabi,
Fabi per Rinaldi, scarica ancora fuori Fantinelli per Fabi, la tripla sul ferro, rimbalzo di Portannese. Percentuali davvero molto basse per Treviso, che così non riesce a recuperare. Latina a buon gioco, Portannese va dentro, Portannese stoppato il suo tiro la prima volta, la seconda finisce sul ferro e poi rimessa guadagnata da Treviso. Fantinelli che fa carambolare la palla sul corpo di Uglietti. 8 minuti e 06 al termine del secondo quarto. 27 Latina, 15 Treviso. Fantinelli. Poi in mezzo all'area c'è qualcosa che non va, e infatti il fallo fischiato a Santolamazza, il terzo fallo personale del capitano, che è costretto ad uscire. Dentro Cantone e palla affidata ancora da De Longhi. Secondo fallo di squadra di Latina questo secondo quarto. Fantinelli, palla ancora a lui. Negri prova ad andare via a Portannese, Negri coraggioso, poi palla sul ferro, rimbalzo premia Rinaldi 2 volte. L'ultimo tocco è proprio il suo mentre la palla esce e possesso Latina. Grande forza fisica ed energia difensiva di Latina. Forse troppa a giudizio di coach Pillastrini, che si lamenta con gli arbitri. Portannese, Yedioa, Austin, esce Cantone, pallone finisce a Yedioa, gli viene toccata la palla, poi scarico per Uglietti, prova la tripla sul ferro, il rimbalzo è trevigiano con Rinaldi. Anche Latina non è più infallibile in attacco e allora Treviso, Fantinelli, Negri, punta Cantone, Negri, però lo sfida, pallone che però finisce sul ferro, rimbalzo di Rinaldi, raddoppiato, palla a Fantinelli, scarico per Fabi, raddoppiato anche Fabi e infrazione di passi di Augustin Fabi. Palla recuperata da Latina, fuori Austin, intanto dentro Reed. 7 minuti alla fine di questo intenso secondo quarto, che fa seguito ad un altrettanto intenso primo quarto. 27 Latina, 15 Treviso. Portannese, Cantone va dentro fino al ferro, Cantone, 2 punti preziosissimi di Cantone. Latina che vola a 29, 15 per Treviso. Allora Fabi, Fantinelli dentro per Rinaldi, tenuto da Yedioa, ma Rinaldi di prepotenza mette 2 punti e subisce anche il fallo. Primo fallo, cambio di Treviso. Tanto dentro Powell, fuori Fabi. Prova con la batteria dei lunghi coach Pillastrini, mentre dall'altra parte c'è sul cubo del cambio Nardi. Rinaldi, a segno anche il libero supplementare. Fuori Portannese, dentro Nardi. 29 Latina, 18 Treviso, partita davvero molto intensa. 6:20 al termine del secondo quarto. Cantone, pallone per Nardi, ancora Cantone, prova a sfruttare il blocco di Yedioa, cambio di marcatura, Cantone un mismatch con Rinaldi, pallone dentro per Reed che difende palla dal raddoppio, poi ribaltamento, Nardi si prende lui il tiro, pallone sul ferro e a rimbalzo fa buona guardia Rinaldi. Subito contropiede Fantinelli, gli ruba il pallone Uglietti in maniera davvero eccellente e contropiede Latina con
Nardi che viene messo giù fallosamente. Ci saranno 2 liberi per Mike Nardi. Il fallo di Powell è il terzo fallo personale di Powell, che non riesce a dare il suo contributo, causa falli. Fuori Powell e dentro Vedovato. Ci saranno dunque 2 tiri liberi per Mike Nardi. Assegno il primo. Due su 2 per Nardi, 31-18 in favore di Latina, che sta giocando fino a questo momento una partita maiuscola. Rinaldi, Pinton esce dai blocchi anche Negri, poi Rinaldi, Pinton si prende la tripla, pallone nel sacco e la bomba di Pinton. Torna a -10 Treviso. Ora Nardi vuole il duello con Fantinelli, poi scarica per Yedioa che non si fida della terza tripla, e allora ancora combinazione con Nardi. 2 punti per Francesco Yedioa. 100% al tiro per Yedioa, grande impatto al match. Poi Rinaldi, Negri, raddoppiato Negri, prova a fare tutto da solo, pallone sul ferro, rimbalzo di Yedioa. Poi pallone per Uglietti, contropiede, 2 punti per Uglietti. Che grande Benacquista. 35-21, anche il pubblico si fa sentire naturalmente. Rinaldi, tenuto da Yedioa, va via Rinaldi di forza, il fallo di Yedioa. Ma si fanno sentire anche i 10 tifosi provenienti da Treviso, che non fanno mancare il loro calore. Tanto sul cubo del cambio Yanes, fuori un applauditissimo Yedioa, dentro Yanes. Tanto rimessa Treviso, Fantinelli, tenuto da Uglietti. Ora Pinton, Negri dentro, poi Rinaldi che si appoggia comodamente al tabellone e mette 2 punti. Reed per Nardi, 35-23 per Latina. 4-0-5 all'intervallo lungo. Cantone va fino in fondo, alza la parabola, palla sul ferro, ma rimbalzo Pontino. Si lotta. Grande ardore agonistico da parte dei nerazzurri, che conquistano un altro pallone importante. E allora prova lui, Nardi, palla sul ferro, rimbalzo ancora di Latina con il canestro e fallo di Monster Uglietti. Due punti e tiro libero aggiuntivo anche per Lorenzo Uglietti, che nonostante l'altezza al rimbalzo si fa sempre sentire. Pallone sul ferro, ancora si lotta accanitamente, ma stavolta ne esce vincitore Rinaldi. 37 Latina, 23 per Treviso, 3:35 all'intervallo lungo. Fantinelli, Pinton, Rinaldi, si gioca sul perimetro. Fantinelli, ancora Rinaldi, prova lui la tripla. Rinaldi, palla sul ferro, poi rimbalzo di Nardi. E allora Negri su di lui, prova a ragionare con calma. Reed si perde un po' il pallone per la difesa ottima di Rinaldi, poi palla sul ferro nel susseguente tiro e rimbalzo sempre di Rinaldi.
Fantinelli, ribaltamento dall'altra parte, arresto e tiro, palla sul ferro per Negri, poi Nardi fino in fondo, anzi no, scarica Reed che sbaglia clamorosamente. Sembravano 2 punti fatti, ma Latina ha pasticciato in attacco. Intanto Negri non ce la fa, forse colpito, e allora fuori Negri, dentro Fabi. Fuori anche Cantone, dentro Portannese. 37 Latina, 23 Treviso, 2:35 al termine del secondo quarto. Tanto sul cubo del cambio anche Busetto con Williams, fuori Fantinelli e dentro Busetto. Williams, panchina davvero molto lunga per Treviso. Pinton lo tiene Portannese, poi Rinaldi comodamente va a depositare a canestro e fallo subito anche da Tommaso Rinaldi, che può concretizzare un gioco da 3 punti. Fallo fischiato a Yanes e Latina bonus esaurito. A segno preciso anche dalla lunetta Tommaso Rinaldi. Uglietti, Portannese, pallone per Reed, 2 punti per Reed. 39-26. Pinton ci prova ancora, la bomba fallita da Pinton, poi al rimbalzo lottano Yanes e Williams, palla contesa e il gioco dei possessi premia Latina. Intanto fuori Uglietti, anche lui positivo, dentro Austin. Nardi lo tiene d'occhio Williams, poi Austin, pallone dentro, ancora molto complicato per Reed, raddoppiato immediatamente Reed, l'ultimo tocco è trevigiano, sarà rimessa Latina. Se ne occupa Portannese. Nardi ci prova, bomba frontale, che bomba per Mike Nardi! 42-26. 100 secondi al termine del secondo quarto. Rinaldi in post, prova a scaricare Busetto, Fabi dall'angolo, la bomba di Fabi, si sblocca anche lui. Nardi, Portannese, la combinazione con Nardi, esce Reed, dentro per Austin, contro Fabi, fa da solo Austin, il fallo fischiato a Augustin Fabi. Quarto fallo di squadra per Treviso e secondo personale di Fabi. Portannese, pallone per Nardi, si ricomincia con calma, 10 secondi per il tiro di Latina. Reed va dentro, ancora un gran canestro in volo, in sospensione. 44-29. Latina che trova continuità in attacco e grande energia in difesa. Fabi tenuto da Portannese, scarico ancora per Busetto, prova l'arresto e tiro, pallone sul ferro e il rimbalzo della Benacquista Assicurazioni con Nardi. Portannese prova a tenerlo Busetto. Portannese per Austin, la bomba di Austin! Latina in transagonistica, 47-29. Ultima azione nelle mani di Treviso
in questo secondo quarto. 10 secondi. Pinton prova ad andare dentro, pallone per Busetto, Fabi intercetta Latina che può chiudere con Nardi, non c'è tempo, ma grandissima Benacquista Assicurazioni Latina che chiude questo secondo quarto avanti 47-29 sulla capolista De Longhi Treviso. Pausa per noi. 47. Si torna in campo, terzo quarto tra Benacquista Assicurazioni Latina e De Longhi Treviso. Primo tempo giocato a meraviglia dalla squadra nerazzurra, forse il migliore di questo campionato. È riuscita a limitare Treviso e a sprigionare un grande potenziale offensivo. 47-29. Si riparte da qui. Primo pallone per i trevigiani con Fantinelli, la spinta però di Yanes su Rinaldi. E dunque primo fallo di questo terzo quarto. Terzo fallo personale per il lungo di Latina. Poi Fantinelli. Negri tende l'uscita dai blocchi di Pinton, scivola Nardi, Pinton arresto e tiro, palla sul ferro ma extra possesso Treviso. Allora di nuovo Pinton, lo tiene Nardi, poi Fabi, si lotta a centro area, intanto poi Fabi arresto e tiro, bel canestro di Augustin Fabi. 47-31 per Latina. Cantone. Nardi, pallone dentro per Austin raddoppiato, allora scarico per Reed prova ad andare lui fino in fondo, Reed appoggia e mette 2 punti, risponde subito Latina. Siamo dall'altra parte. Fantinelli vuole il blocco, poi l'anticipo di Yanes su Rinaldi, grande difesa di Latina, l'accoppiata Yanes, Cantone ha riconquistato palla, Nardi dall'arco, palla sul ferro, ancora rimbalzo Latina con Reed. E arriva anche il fallo su Drake Reed, fuori Negri, acciaccato per un colpo probabilmente subito nel secondo quarto, dentro anche Busetto. E allora Reed, pallone lungo per Nardi, può gestire Cantone, poi dentro per Yanes, per Reed, ancora lui, appoggia ancora Reed, davvero implacabile il ragazzo del Missouri. Latina più 20, 51-31. Fantinelli, ancora Busetto, prova a farsi largo, poi scarica Pinton dentro per Fabi, il fallo subito da Augustin Fabi. Il fallo proprio di Reed, secondo fallo personale per lui e secondo di squadra per Latina. Ancora Fabi, Rinaldi, poi Pinton, pallone ancora per Fabi che vuole sbloccarsi, poi Rinaldi, ribaltamento, Fantinelli, la bomba fallita sul ferro, Fantinelli che ancora non è entrato nel match. Cantone per Yanes, Reed pensa alla tripla, poi ci ripensa, torna indietro, si riparte da Nardi, Nardi va dentro, Nardi, arresto e tiro, pallone sul ferro, poi Pinton conquista il rimbalzo e la De Longhi può andare in transizione con Fabi, pallone per Fantinelli, lo scarico su Fantinelli, palla nella retina, eccoli i punti di Fantinelli, 51-33. Cantone sfrutta il blocco di Yanes, poi Nardi è libero, scarica la tripla, pallone sul ferro, lotta Yanes a rimbalzo, ma c'è Tommaso Rinaldi e dunque di nuovo
De Longhi con Fabi, è libero, può sganciarla lui, pallone sul ferro e rimbalzo comodo di Latina. Reed prova ad andare dentro, poi fallo di sfondo di Reed. Terzo fallo personale per lui. 6:35 al termine del terzo quarto, 51 Latina, 33 Treviso, dentro Portannese, fuori Reed. Si riparte con il pallone nelle mani di Pinton. Fantinelli, Rinaldi si gioca sul perimetro, difende in maniera molto stretta Latina. Allora Pinton, Fantinelli, scarico per Fabi, ancora lui la tripla, ancora ferro per Fabi, poi al rimbalzo Busetto spinge Portannese, ancora percentuali scarse per Treviso dall'arco, fuori Nardi, dentro Uglietti per Latina. Pillastrini intanto sta centellinando il minutaggio di Powell, caricato di 3 falli. Portannese, Yanes, ancora Portannese, dentro per Yanes contro Rinaldi, spalla a canestro, Yanes sbaglia dopo essersi liberato di Rinaldi. Fabi, scarico per Busetto, ancora Fabi, non si fida del tiro, e allora ancora Fabi va dentro, arresto e tiro, stavolta non può sbagliare Fabi. 51-35 Latina, mini break di Treviso operato da Augustin Fabi. Cantone tende il movimento di Austin, poi Yanes, Portannese prova da lontanissimo, palla sul ferro, e poi Treviso con Fantinelli. Pinton prova a tenerlo Uglietti, allora dentro Cantone, Fantinelli, scarico per la tripla di Busetto, a segno la bomba, e allora time out chiamato da coach Bartocci sul 51-38 in favore di Latina. 5:01 al termine del terzo quarto, pausa per noi. Si torna in campo dopo il minuto di sospensione chiesto da coach Maurizio Bartocci. 51 Latina, 38 Treviso, in campo anche Yedioa al posto di Yanes. Cantone, Portannese, si va ancora sul perimetro, e allora Cantone prova a sfidare Rinaldi, poi fuori per Austin. Latina che fatica a trovare la via del tiro, poi va a schiacciare Austin, ma il gioco è fermo. Il fallo fischiato in precedenza a Fabi, terzo fallo anche per lui, terzo fallo di squadra per la De Longhi. Palla per Cantone, poi Austin, Yedioa, Uglietti dentro per Yedioa, poi raddoppiato immediatamente, palla conquistata da Treviso. Busetto dentro per Rinaldi, il fallo di Austin su Rinaldi. Quarto fallo di squadra per Latina in questo quarto, secondo personale per Austin. Fantinelli, lo tiene Cantone, poi Busetto, ancora lui, prova dentro in post per Rinaldi, poi infrazione di passi di Rinaldi che muove il piede perno, e palla persa da Treviso. 4:12 al termine della terza frazione, 51 Latina, 38 Treviso. Cantone, palla per Uglietti, ancora Cantone,
esce dai blocchi Portannese, riceve dentro per Yedioa, Portannese ben tenuto da Busetto, poi dentro e Yedioa anticipato da Rinaldi ma irregolarmente. Primo fallo personale per Rinaldi e quarto di squadra anche per la De Longhi Treviso. Tanto gli arbitri vanno a dire qualcosa, coach Pillastrini. Si può giocare Portannese, pallone per Yedioa, Cantone, vuole il blocco, poi esce Portannese dai blocchi, ancora dentro Portannese, Cantone, la bomba di Cantone, a segno! 54-38. 3 punti davvero vitali per Latina, che aveva perso energia con il tentativo di recupero di Treviso. Allora Fabi per Rinaldi, ancora il duello con Yedioa, poi l'infrazione di passi ancora di Rinaldi, ha funzionato il raddoppio di marcatura su Rinaldi che coach Bartocci aveva battezzato come il pericolo numero 1 per la difesa pontina. Allora Cantone vuole ragionare con calma, Portannese dentro per Austin va a tirare ma il pallone finisce sul ferro, poi a rimbalzo è Treviso ad avere la meglio. Fantinelli, Pinton prova a ragionare ancora, Treviso, ribaltamento su Busetto, va dentro Busetto, scarico ancora, infrazioni di passi anche per Busetto, qualche disattenzione di troppo per la De Longhi. Che era in ritmo per il recupero, ma Latina quest'oggi, o almeno fino a questo momento, davvero in gran giornata. Cantone, tanto sul cubo del cambio Nardi, Austin dall'angolo è solo, pallone sul ferro però, l'ultimo tocco a rimbalzo di Yedioa, palla per Treviso, fuori Uglietti, dentro Nardi. Si riparte con la rimessa nelle mani di Busetto. Pinton, pallone per Fantinelli, Rinaldi, ancora Pinton va dentro, poi il fallo fischiato a Nardi, la spinta iniziale su Pinton. Tanto fuori anche Cantone, dentro Santolamazza, fuori anche Busetto, dentro Williams. Buono comunque l'apporto di Busetto. Tanto 2 liberi per Pinton, visto che Latina ha esaurito il bonus. Realizza il primo libero Mauro Pinton. Due su 2 per Pinton. Il Treviso che torna a meno 14, 54-40, ancora una vita da giocare. Santolamazza, ribaltamento per Portannese. Portannese dentro in post per Austin, si difende da Fantinelli, poi Portannese, ribaltamento, Nardi è solo, la bomba di Mike Nardi. Brucia la retina Nardi, Latina più 17. Pinton, scarico di Pinton, pallone rubato da Portannese, poi stava per riperderlo, un po' di fortuna nel rimpallo con Fantinelli. Santolamazza, si fa sentire il pubblico. Portannese vuole l'isolamento contro Rinaldi, il mismatch, va dentro Portannese, scarico per Austin che arriva a rimorchio, canestro e fallo. Che ben acquista! Il time out chiesto da coach Pillastrini
che non riconosce più la sua squadra. Grande gioia al Palabianchini, 59 Latina, 40 Treviso, 1:31 al termine del terzo quarto, pausa per noi. Si torna a giocare con il tiro libero supplementare affidato a Kyle Austin, che ha messo dentro canestro e subito fallo. Perfeziona il gioco da 3 punti, Latina più 20, 90 secondi al termine del terzo quarto. Rinaldi, pallone dentro, il fallo di Portannese che spinge Fantinelli. Saranno 2 liberi anche per il play trevigiano. Grande entusiasmo al Palabianchini. Fallisce il primo Fantinelli. Fallisce anche il secondo, 0-2. Rimbalzo della Benacquista Assicurazioni Latina, Yedioa. Nardi vuole il movimento dei compagni, Portannese. Il blocco di Austin. Ancora perimetrale, Austin si fa dare il pallone, poi scarica per Nardi che è solo e palla sul ferro, ma il rimbalzo è di Austin. Poi sbaglia anche Austin e rimbalzo trevigiano. Il tocco poi Williams dall'arco, pallone sputato dal ferro e rimbalzo di Latina. Davvero attacco spuntato per Treviso. Nardi per Santolamazza, dentro Yedioa, va dentro Yedioa, lo tiene Vedovato, bene stavolta, sbaglia Yedioa. Williams. 20 secondi al termine del quarto, 10 per finalizzare l'azione della De Longhi. Fantinelli, pallone per Pinton. Pinton prova ad andare lui, la tripla fiacca di Pinton. Mancano 5 secondi al termine del terzo quarto. Santolamazza, la bomba di Santolamazza, punto esclamativo sul terzo quarto. 63 Latina, 40 Treviso. Termina il terzo quarto, pausa per noi. Quarto e ultimo parziale di gioco tra Benacquista Assicurazioni Latina e De Longhi Treviso. Latina 63, Treviso 40. 3 quarti ad altissima intensità per la formazione nerazzurra. Santolamazza prova ad andare dentro, Yedioa può sganciare la tripla, pallone sul ferro per Francesco Yedioa, poi la sfera finisce fuori. Rinaldi, la rimessa è sua, poi Williams. Non smettono però di cantare i tifosi di Treviso che hanno seguito la squadra fin qui. Williams, Vedovato, poi Fantinelli, pallone per Rinaldi in post, raddoppiato Rinaldi, poi Williams, difende bene Latina, forza Williams, pallone sul ferro e rimbalzo Pontino. Santolamazza che non ha fretta, vuole ragionare. Reed prova Reed ad andare dentro, prende posizione intelligentemente Rinaldi e fallo di sfondo di Reed che viene anche richiamato. Tanto è pronto il cambio per il Benacquista con Reed che è costretto ad uscire. Fuori Reed, dentro Yanes. Quarto fallo personale per Reed. E ora Fantinelli per Williams. Williams prova dentro per Rinaldi, aggancia il pallone Rinaldi, lo tiene Yedioa in arretramento. Rinaldi
tiraccio di Rinaldi, ancora una furia coach Pillastrini che chiede tempo. 63 Latina, 40 Treviso, pausa per noi. Si torna in campo dopo il time out richiesto dalla panchina della De Longhi. 63 Latina, 40 Treviso, 8:36 al termine del match. Portannese, Yanes, Yedioa, pallone per Portannese, strada chiusa, sbarrata da Busetto, ancora Portannese, scarico per Santolamazza che sgancia la tripla, che bomba ancora per il capitano. Una bomba con la mano in faccia. 66-40 Williams dentro in backdoor, buona l'idea di Fabi ma non aggancia Fantinelli. Dentro Fabi e Pinton, fuori Rinaldi e Fantinelli. Prova il tutto per tutto coach Pillastrini, soddisfatto invece fino a questo momento coach Maurizio Bartocci. Busetto, pallone per Fabi che pasticcia col pallone e perde il possesso della sfera la De Longhi. Yedioa, Santolamazza per Yanes, Portannese, aspetta l'uscita dai blocchi di Santolamazza, servito, ancora Santolamazza, Portannese, si ragiona ancora sul perimetro, dentro per Yanes, fuori per Yedioa, la bomba fallita, ma che azione di Latina, dentro e fuori di alto livello. Poi Williams, il fallo, anzi no, infrazione di passi di Williams. Treviso davvero in totale confusione. Santolamazza, si riparte, Latina che può incrementare il suo più 26. Nardi aspetta il blocco di Yedioa, poi ancora dentro, pallone per Yanes, poi il fallo fischiato alla difesa, fallo di Williams, primo fallo per Williams e primo di squadra per Treviso. Santolamazza, si può tornare a gestire con calma. Nardi prova a sganciare la bomba, palla sul ferro, ma il rimbalzo Pontino, l'ultimo tocco è di Santolamazza, possesso della De Longhi. Fabi per Busetto, ancora Fabi, prova ad andare dentro, scarica per Williams, ancora Busetto, arresto e tiro di Busetto, palla sul ferro, niente da fare, ancora a secco la formazione di Pillastrini in quest'ultimo quarto. Portannese, Yanes, Santolamazza, Portannese ancora, vuole la sfida con Fabi, il blocco di Yanes, Yedioa, va dentro anche Yedioa fino al ferro e va a mettere 2 punti. Tanto sul cubo del cambio sia Uglietti che Malbasa. Fabi va fino in fondo, Fabi subisce il fallo, palla che non entra, quindi 2 liberi per Augustin Fabi. Fuori Williams, dentro Malbasa. Tanto terzo fallo per Yedioa. Fabi mette il primo, sblocca il punteggio dopo quasi 4 minuti. 2 su 2 per Augustin Fabi. La Latina non è ancora sazia, allora Portannese va fino in fondo, il fallo su di lui, palla che non entra, dunque 2 liberi per Marco Portannese.
il numero 11, Busetto, 2 per Portanese. Fallo fischiato a Busetto, suo secondo fallo personale. A segno il primo. Due su due anche per Portanese, 70-42. Busetto, esce Pinton, raddoppiato Pinton, pallone dentro per Vedovato, prova a farsi largo Vedovato con grande talento, va a segno Vedovato, fatto leva sul piede perno, si appoggia al tabellone, 2 punti. Uglietti, Portanese, vuole il blocco, ma dentro poi si ferma, scarica la tripla, pallone sul ferro e rimbalzo della De Longhi. Fabi dentro per Busetto, poi non riesce a controllare e nel tentativo di canestro l'ultimo tocco prima che esca il pallone di Latina sarà rimessa in favore della formazione di coach Pillastrini. Malbasa, Vedovato, Busetto, Pinton va via, poi scarica per Busetto che ha una buona mano, palla però sul ferro, Uglietti si impadronisce del rimbalzo. Portanese prova ad andare via, Portanese difende bene Busetto, perde palla Portanese, poi Fabi dall'altra parte, Fabi arresto e tiro a canestro, Augustin Fabi. 70-46. Portanese con calma Latina, 4:40 al termine del match. Poi perde palla, stava per perdere il pallone Santolamazza, poi lo recupera e Latina ancora in possesso di palla con Portanese che cerca di andare fino in fondo. Il fallo fischiato alla difesa a Fabi. Tanto fuori lo stesso Portanese, dentro Cantone. Quinto fallo personale di Fabi dentro Fantinelli. Yanes, Santolamazza prova ancora la tripla, pallone sul ferro ma c'è Uglietti, arpiona rimbalzi, sbaglia però Uglietti, regala il pallone a Fantinelli che va fino al ferro e va ad appoggiare 2 punti. Si lamenta Cantone. Che forse voleva il fallo di sfondo. Niente da fare, non accontentato Cantone. 2 punti convalidati a Fantinelli. Santolamazza, 70-48. 4 minuti al termine della sfida. Cantone dentro per Yedioa. Ancora uno scarico per Cantone. Yedioa ancora sul perimetro, Cantone sgancia una bomba siderale, pallone sul ferro, poi rimbalzo è della De Longhi. Vedovato, scarico per Busetto, Malbasa, Fantinelli va dentro, scarica ancora per Busetto dall'angolo, la bomba di Busetto. 70-51. 3:19 al termine della sfida. Santolamazza dentro per Yanes che non aggancia bene il pallone, però con furbizia riesce a guadagnare una rimessa. Allora 11 secondi per il tiro in favore di Latina. Cantone, Yanes, ancora Cantone va dentro, poi scarica per Yedioa. Uglietti e Santolamazza
prende la tripla frontale, palla sul ferro, stavolta il rimbalzo è trevigiano. Fantinelli dentro per Malbasa, passaggio rovesciato di Malbasa, preziosismo, Treviso guadagna un fallo. Santolamazza, quarto fallo per lui, terzo fallo di squadra per Latina e si andrà dalla rimessa. 2:49 al termine della sfida, Latina più 19 in gestione di questa partita. Treviso che aveva già dato segni di soffrire squadre che lottavano per non retrocedere, come Scafati e Roseto. Si avvicina a questa vittoria per Latina che riscatta anche il KO dell'andata. Ora ancora Malbasa. Malbasa mette 2 punti. Malbasa, fallo su di lui. Ci sarà tiro libero aggiuntivo. Ragazzo del 95 che non ha paura. Realizza il libero aggiuntivo e completa il gioco da 3 punti. Latina a più 16. Uglietti per Cantone. Esce Santolamazza. Santolamazza si prende la bomba, ancora Santolamazza, troppo corta, palla sul ferro ma il rimbalzo è di Yanes, attaccato irregolarmente da Busetto. Terzo fallo personale di Busetto e rimessa a Pontina da sotto il tabellone. Cantone per Yedioa che litiga un po' con la palla, poi riesce ad abbrancarla, va dentro Yedioa fino al ferro, poi sbaglia però. Il fallo intanto di Yanes su Vedovato al rimbalzo. Bonus esaurito e Vedovato viaggerà dalla lunetta. Fuori Yedioa, dentro Reed. Dalla lunetta Vedovato per 2 tiri liberi sul 70-54 in favore della Benacquista Assicurazioni Latina. Realizza il primo libero. 2 su 2 per Vedovato, accorcia ancora Treviso, meno 14, 2:10 al termine della sfida. Cantone per Santolamazza. Santolamazza va dentro, poi prova lui, arresto e tiro, realizza Santolamazza, subisce il fallo e ci sarà anche per lui il tiro libero supplementare. Secondo fallo. Intanto sul cubo del cambio soddisfazione anche per i giovani di Latina. Alfonso Di Gianni, classe 97. Intanto sbaglia il libero aggiuntivo Santolamazza, 72-56. Poi Fantinelli, fallo di Uglietti, canestro e fallo per Matteo Fantinelli. Tanto cambio, fuori Santolamazza e dentro Di Gianni. Prodotto delle giovanili della Benacquista Assicurazioni, Alfonso Di Gianni. Libero a segno per Fantinelli, 7-2-5-9 Latina. Di Gianni, primo pallone per lui. Cantone. Pallone dentro per Yanes, si fa largo Yanes, prova ad andare lui, si appoggia al tabellone, canestro per Luca Yanes. Ora Busetto, siamo dall'altra parte, va a schiacciare
Vedovato, anche lui buon prospetto. E allora Reed, Di Gianni, 7-4-6-1, 1:23 al termine della sfida. Cantone per Reed, dentro per Giannis, anticipato, poi fallo di Uglietti. Ancora due liberi per la De Longhi, che con questi viaggi dalla lunetta ha accorciato sensibilmente le distanze. A segno il primo di Fantinelli. Sbaglia il secondo, l'ultimo tocco è di Reed, a giudizio degli arbitri. Latina che guida con 12 punti di vantaggio. C'è stato un massimo vantaggio di 26 punti, rosicchiato dall'orgoglio della De Longhi. Busetto. Ora prova la tripla che finisce sul ferro, però Pinton. Cantone per Giannis, Di Gianni. Pallone per Cantone. Prova lui, l'arresto e tiro, palla sul ferro, si lotta a rimbalzo, palla che finisce a Giannis. Giannis non c'è spazio, poi sbaglia però, palla sul ferro e allora dentro ancora per Busetto. Vedovato, Fantinelli, si gioca fino all'ultimo, Fantinelli, il fallo speso da Giannis. Fallo il numero 25, Giannis. Al suo quarto fallo personale. Quarto fallo di Giannis e Fantinelli ancora dalla lunetta. Sbaglia il primo Fantinelli. Realizza il secondo, 1 su 2. 74-63, 24 secondi al termine della sfida. La Benacquista vince la terza partita consecutiva, sconfigge la capolista del campionato e si prende un'iniezione di fiducia di altissimo livello. Tanto le ultime schermaglie, Reed prova da lontanissimo, palla sul ferro, si attende solo la sirena che arriva in questo momento. 74 Benacquista Assicurazioni Latina, 63 De Longhi Treviso. Grande prestazione degli uomini di coach Bartocci. Un saluto da Fabrizio Agostini e a risentirci ai prossimi appuntamenti con la Benacquista Assicurazioni Latina.